Scatman's World. Vai raga, rock and roll, Gran Premio di Silverstone, la gara sfavorevole del Kuma. Se con la pioggia forse c'era qualche chance in meno, ma non la becchiamo mai, siamo che sfigati. Ok raga, siamo al 14esimi, no, scherzavo. Tanto dietro succede di tutto. Pensavo peggio. Qualche punticino, sappiamo che qua perderemo punti da tutti, da Button, da Hamilton, da Rosberg, da chiunque. Non è un problema questo, il problema è che vorrei quantomeno finirla per prendere qualche punti, anche un punto irridato, cazzo. Sì, questa è proprio l'antitesi veneziana, è l'antitesi. Cazzo, dai, spingi sto catorcio infernale, perché di questo si tratta. Attenzione, questo è un rischio, no, non posso. Mamma mia. Mamma, qua mi è andata veramente di culo, raga, Ma sì, proprio una gara che non so interpretare, Fero. Per Silverstone sono una pippa obesa. L'ho sempre odiata in qualsiasi Formula 1, in qualsiasi variante. Sia la variante vecchia che la nuova che la media. Siamo con le gomme anche più scarse comunque, c'è da dire. Da dire che i miei stili di guida poi un po' pazzi, un po' crazy, rovina le gomme anche prima, quindi questo è un altro svantaggio. Comunque giro record di Alfonso che è primo. Bene, Alonso primo può rosicare i punti agli altri, però questo mi piace. Concentration, please. Concentration. Dai. Dove sono già al 90%. No, all'8, va bene. Concentriamoci adesso. Però l'importante è cercare di con le gomme, diciamo, con la mescola inferiore. Comunque non stiamo andando male. Stiamo ancora vicino a questi. E va bene. Fondamentalmente non stiamo guidando malissimo. Cioè, per i miei standard chiaramente a Silverstone, perché è chiaro che facciamo cagare, però non c'è una curva dove veramente sono super competitivo, neanche. È l'unico Gran Premio che ha questo problema, l'unico. Raga, solita Silverstone, tanti sono andati ai box, ma non c'è speranza di punti, solo con dei ritiri e una safety car, se no. E noi dobbiamo prendere nel momento giusto, perché se no non vedo possibilità, raga, purtroppo. Questa gara è così, è sempre stata così da Formula 1 96, che è il primo che ho giocato. Pazzesco, non so il perché, proprio Silverstone è così. È stata la bestia nera anche di Schumi, incidente a parte, non ha mai amato tanto quella gara. Con la Ferrari, soprattutto per la Ferrari, sembra stata Silverstone una gara odiosa. Settimi siamo, chiaramente con le mescola più scarse rispetto agli altri, perché sono partiti con le soft, noi con le medie, vediamo. Non so neanche che traiettoria veramente fare, perché, ripeto, sta gara proprio sono una cosa inutile. Sì, comunque le gomme non sono messe bene ancora, non so quanti giri, male. Lungo, benissimo, molto bene Kumi, mi stai piacendo veramente. Ragazzi, sta gara resettia, cioè vedo già le pagelle di Edo Stella, Kumi voto 1. Per adesso è così, raga. Per quanto insomma non ho perso chilometri, cioè milioni di minuti.
Ovviamente riesco a essere primo dopo i pit stop, e già questa è una soddisfazione. Diciamo che con Silverstone veramente parlare mentre guido ancora più, cioè se già nelle altre gare che nelle favorevoli faccio fatica, qua è proprio impossibile. Magari quando non parlo, quando non commento, sicuramente vado leggermente meglio di poco. Comunque noi abbiamo sempre la miscela, diciamo, vabbè, insomma. Sono tutti con le medie. Penso siamo a parità di mescola. Dopo andiamo con le hard. Cercare di fare uno stint lunghissimo per poi finire con le soft. Boh. Le soft circa durano 7 giri comunque, abbiamo visto. Strategia suicida anche, c'è. Vabbè. Se vado ai box adesso, posizione teorica, no. Stanno già arrivando i figli di puttana. Stanno già arrivando le merde umane. Ci vado anche lungo ancora. Io sto cercando di tirare al massimo, ma tirando al massimo, che è comunque il minimo, faccio errori su errori in una gara che proprio odio. Però vabbè dai, basta lamentarsi, adesso pensiamo alla gara. Può sempre arrivare il colpo di fortuna della safety car. E ciao. Cioè le Mercedes sono già qua. Che bello. Vabbè, ma allora se fai anche sti errori però come niente, proprio Silverstone è così. Mi dispiace veramente tanto ragazzi, perché questa sta gara non farò mai nulla. E vai che mi superano, però voglio vendere cara la pelle, non mi interessa. Va bene. Però safety car adesso, magari che devo andare ai box, sarebbe ben gradita. Però qua non ho neanche mai culo. Ok, Magnussen è di nuovo veloce. Guarda che sorpasso che mi fa, siamo proprio scarsi. C'è poco da fare. Spero che hanno le gomme 1000 volte più fresche delle mie. Però comunque però noi ci divertiamoci almeno in questo duello adesso, perché non ci sarà più dopo. E ogni tanto viene fuori qualcosa. Un po' su miscela grassa. Le medie mi stanno durando lunghissimo, lunghissimo, vaffanculo. Per dire che le gomme sono quasi finite, però non posso, cioè alla fine le medie mi durano solo 3-4 giri di più delle soft, cioè non va bene. Mamma mia. Dai, divertiamoci così ragazzi, tanto a punti non andiamo, quindi possiamo... Vediamo l'alternativa. Soft... no, non cambia niente, solo... Andiamo sempre sulle hard. Ok ragazzi, sostona i box, la sostona come indietro. Me li sostona come indietro. Adesso vediamo veramente dove finiamo. Mamma mia, quante posizioni perdiamo. Ottavo, nono, 11esimo, forse no, no, di più anche di 11esimo, mamma mia. 13, torno dov'ero? Perez fuori. Ah, proprio qua è uscito Perez. Sì! Che culo adesso. Insomma, non lo so se è culo proprio in questo momento. No, mi trovo davanti Button di merda, ma Cristo santo. È uscito Perez così, ora mi trovo il coglione.
Safety car proprio in questo momento è spaventoso, spaventoso davanti a noi. Mi sono appena entrato ai box. Cioè sono appena uscito dai box, scusate. Sarebbe stato meglio magari qualche qualche secondo, no, qualche secondo, 30 secondi prima. Così loro si rallentavano, andava ai box ed ero molto, in una posizione molto più vantaggiosa. Vabbè. Safety car adesso, vediamo di inventare qualcosa. Noi non dobbiamo assolutamente consumare le gomme e fare i più giri possibili. Ragazzi, facciamo due calcoli. Ho fatto 10 giri con le medie. Adesso ne ho 10 con le dure, 7% di usura. A pelo potrei anche finire la gara così. E loro devono andare tutti ai box quelli davanti. Ragazzi, potremmo provare il miracolo perché non lo so. A questo punto ci proviamo e vaffanculo. Non vado più ai box. Ce la potrei fare. Secondo me queste gomme io le posso tenere 13 giri, non di più. Quindi sarei giusto, però anche è vero che sono già all'8%. Proviamoci. Intanto avevamo nulla da perdere a Silverstone. C'era grassa. Qua ho fatto un errore, ho consumato un po' le gomme con sta frenata. Calmi, come sta calmo? Tutti qua vanno tutti ai box. Attenzione, bandiere gialle. No, cos'è? Cazzata mia. Verlaine fuori dalla gara intanto. Attenzione, anche Verlaine subito fuori. Subito fuori Pascal Verlaine. E adesso, raga, stiamo attenti. Sì, Verlaine si è fermato proprio là, cazzo, incredibile. Siamo decimi e tutti devono andare ai box. Se riusciamo a guidare un po' puliti, possiamo arrivare in fondo con una sosta e fare come su Motorsport Manager, la strategia della vita, e beffare tutti in una gara dove non sono mai arrivato neanche in zona punti, e soprattutto il podio mai visto proprio nella mia carriera in Formula 1. È la grande occasione, questa è la The Big. Se facciamo un podio, come se diciamo, possiamo vincere il mondiale, perché vuol dire che è il mio anno. Però stiamo calmi, non fantastichiamo troppo. Il problema è che userò le gomme tantissimo in una gara così, ancora di più, che purtroppo sono faccio tante sbavature, freno male, le possibilità sono minime, però mi ricordo ancora la beffa di Interlagos, persa a 10 metri dal traguardo e poi però recuperata a Baku 3 gare fa. Ci vediamo che tranquilli, tanto non abbiamo 12%. Noi non abbiamo bisogno di tirare adesso, tanto. Ok, sì, ancora Verlaine. Ok, adesso come siamo messi? Siamo terzi in questo momento, third place, in inglese di una purezza quasi disarmante. Ok, adesso ragazzi è un terno all'otto, perché è vero che tutti vanno ai box, potrei andare ai box anch'io, ma così comunque i primi hanno un vantaggio, per quanto non devastante, però se Rosberg e Hamilton sono già andati ai box, stanno già recuperando, e dopo io se vado ai box, ciao, loro mi recuperano subito. Devo avere almeno un vantaggio di 10-11 secondi e cercare di tenerlo per 9 giri. Sperare di non avere la distruzione gomme con foratura, dai, cioè è un'impresa impossibile, ma devo farci solo questa, posso fare, non ho alternative. Anche vado ai box appena vanno tutti e ho comunque un piccolo vantaggio, posso mettere le soft che mi durano, ma comunque non ho il passo poi per prenderle, sono sicuro al 100% che non ho il passo, sono proprio scandaloso qua. È già un miracolo essere così, grazie a una safety car arrivata comunque nel momento giusto. Avevo appena messo le hard e ho potuto, diciamo, risparmiarle un pochino per 3-4 giri. E adesso noi siamo primi.
Adesso siamo primi, c'è poco da dire. Ho veduto meglio stavolta con le hard che con le altre, vabbè. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Ok, adesso bisogna capire. C'è Hülkenberg dietro. Cioè, non so che fare, raga. Potrei anche andare ai box, metterle soft. Quando ho 17 secondi la Vettel. No, non ce la faccio. Non ce la faccio neanche se vuoi. Devo stare così. Solo che mancano ancora 8 giri. È veramente durissima, Fioi. Siamo al 20%. E non posso neanche dire guido piano perché già vado lento, quindi è un bel problema. Proprio vabbè. Lo sappiamo, Silverstone per me è così, però un'occasione veramente forse irripetibile. Un'occasione forse irripetibile. Ok, la possiamo tenere alta. Guarda, Vettel ha già recuperato 3 secondi. Quindi ecco, ok, andare ai box è impossibile perché anche se metto le soft, comunque il loro passo è sicuramente 103 secondi, ecco, almeno 2 secondi più veloce anche con la miscela inferiore e io le gomme super fresche. Quindi questo è impensabile, devo cercare di tenere il botta così. È l'unica. Preferisco puntare tutto, rischiare per la vittoria che accontentare magari di un sesto o settimo posto. Sono fatto così, ragazzi. Che magari se vado ai box sicuramente ragazzi, oggettivo che se vado ai box adesso posso arrivare sesto o settimo, ok? Però se devo rischiare a sto punto la rischio per la vittoria, la rischio per qualcosa di incredibile che mi può lanciare nel mondiale veramente in maniera devastante. Io, cioè, preferisco fare così, ragazzi. Alla Motorsport Manager, tattiche impossibili del Kuma. È proprio un passo lì. Madonna, c'è un po' lentissimo Silverstone. Qua solo il cuore e la strategia mi può dare una vittoria che... Ma già un podio sarei felice, però voglio puntare in alto. Se vado ai box arrivo sesto o settimo. Per carità, magari sono quei 3-4 punti che mi fanno vincere il mondiale. Però non è la mia indole, voglio rischiarla. In questo momento, ragazzi, doppietta Ferrari. Ho guadagnato la Vettel, incredibile. Forse... boh, non so, vuole rallentare gli altri? Giochiamo un gioco di squadra? Sarebbe un'impresa impossibile primi secondi, serve qualcosa. Lasciamo perdere, stiamo zitti. Stiamo zitti che è meglio. Ora puoi rientrare ai box. Ma no, non rientro da nessuna parte ai box. No ragazzi, no, scusate se commento poco, ma l'occasione è veramente incredibile. E sì, beh, Vettel è tranquillo, Vettel possiamo fare la doppietta, Prima doppietta storica. Stiamo calmi, relax, relax, relax. Verstappen sta lottando con Massa. Mercedes in difficoltà comunque. Ricorda di rientrare ai box a questo 2 secondi ho perso, a 17 che ero tornato sono di nuovo a 15. Però non sto guidando malissimo adesso, Ecco, appena detto, cioè, mi porto sfiga da solo, guarda che roba. No, ma è impressionante, ragazzi, è impressionante. È impressionante. Sempre 15 secondi. No.
No, Tieni il tempo delta positivo. non ci credo. Mi dà sicuramente la possibilità. Cedi la posizione. Siamo in regime di safety car. Mi dà sicuramente la possibilità di tenere le gomme, ma sarà una lotta. No, fio, non che credo. Che beffa, raga, che beffa. Ho anche la sfida che la safety car rientra anche prima, non che credo. Adesso è durissima con la mescola inferiore. Adesso è impossibile. Pazzesco, la fortuna mi ha regalato qualcosa di meraviglioso. Me la può togliere tranquillamente. E rischiamo anche la doppietta di essere prima doppietta. E non è la gara più sfavorevole. Tutto meraviglioso poteva essere. Vabbè. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Non potevo chiaramente andare ai box perché voleva dire tornare ultimi. Niente. Silverstone sì, continua a essere una gara così. Adesso poi tenere a bada Vettel mi sembra un'impresa disperata con la mescola più. Ma che sfiga, ma che sfiga. La safety car è entrata anche in box un giro prima del solito. E adesso vedo in tutti i modi difendermi, ragazzi. Leciti, dai. Attenzione, Vettel ci prova già chiaramente. Forse Vettel chiaramente rischieremo di perdere anche la doppietta perché lotteremo fino alla fine chiaramente. Ragazzi, abbiamo Ericsson fuori dalla gara. Sto bestemmiando in aramaico. Devo stare calmo, cavo da un po' fuori. Ma fotte sega. Sta succedendo di tutto, sono tutte attaccate, tutte che si sorpassano contro sorpassi, di tutto. Devo mantenere la calma, figlio, devo mantenere la calma. Diciamo l'ultimo giro sarà un giro no di fuoco di più. Io devo tenere la mia traiettoria, stare calmo e tranquillo. Posso fare un'impresa titanica, ragazzi. La fortuna è che anche tra di loro si danno battaglia. Tanto Ericsson ritirato, sarà successo qualcosa, non so cosa. Attenzione, ai ai ai. La beffa dell'ultimo giro. Qua vado lungo. Devo tentare l'interno puro. Mamma mia. Mamma che lotta. La vedo molto brutta, chiaramente quei contatti adesso saranno, non lo so, io non posso promettere niente perché sono troppo teso. Chiaramente la safety car mi ha inculato. Potevo, sì, vincevo sicuro senza safety. Non ci credo. Oddio, qua si decide la gara, Devo essere bravo a tenerla, bravo Kuma, e corretto. No, vado lungo. Ai ai ai. No! Non ci credo anche Vettel, però anche un pazzo, anche Seb. E Bottas si prende. Incredibile. Che lotta. Intanto il Kuma va a vincere a Silverstone, pazzesco, non so come va a vinto. Splendida, hai vinto la gara. Non so come ho vinto, bisogna capire se c'è anche la doppietta. Che culo, ragazzi, che culo. Lo so, gli ultimi giri, non so se l'ultimo giro ci siamo un po' tamponati con Vettel, ma non è che sboccia. Abbiamo fatto il Verstappen della situazione. Ho vinto una gara nella mia gara sfavorevole. Grazie alla strategia. E anche contro la safety car, se no vincevo tranquillo. E vaffanculo. No, non so con Offio, questa non so come ho fatto. Doppietta Ferrari, la prima doppietta Ferrari. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica. Non ho parole, Fiori, siamo secondi a 5 punti. Mamma mia che mondiale. Mamma che mondiale. È una scelta difficile, ma nomino il pilota della Ferrari. Grandissimi ragazzi, vittoria senza un senso logico. Terza in stagione a Silverstone, Fiori. Raga, un saluto dal comandante veneziano, sono a pezzi. Ciao! Nel frattempo la Ferrari